Buonasera da Leandro Maggi, ancora una volta ad Onada, nella frazione appunto di Portoviro per Sagà in Piazza al Marti. Una serata particolarmente interessante perché c'è l'esibizione di una scuola di ballo, poi naturalmente andremo a scoprire i protagonisti, ma soprattutto c'è come sempre pieno di gente. E adesso il solito giro per la fiera. Abbiamo assistito a una bellissima serata di ballo, di performance ad altissimo livello. Siamo con Elisabetta che è la direttrice di Campus. Allora, Campus, che realtà è, da quanti anni, e quanto ti diverti, quanto ti impegna e quanto ti stressa anche? Allora, il campus esiste da 30 anni, io lo gestisco da 14, sono l'insegnante, adesso direttrice, appunto da 14 anni, e la scuola prepara gli allievi dai più piccoli, dai 4 anni fino a non c'è l'età. I corsi sono tanti, da danza classica, danza moderna, danza aerea, corsi per adulti, salsa baciata, mimes, yoga, chi più ne vuole più ne metta, hip hop anche. E mi stressa tantissimo, però in compenso mi dà tanta soddisfazione, quindi non sento tutta questa fatica. Abbiamo visto anche una performance di un ragazzo che è partito da qua, dal campus, ed esce a Milano. Sì. Anche questa è una soddisfazione grande. Hai altri talenti che secondo te riusciranno a calcare palchi importanti? Allora, Marco ha fatto un percorso bellissimo, era piccolino, poi si è un po' spostato prima nel Veneto, poi l'abbiamo mandato a Milano. Non solo lui ha fatto questo percorso, io ho anche altre ballerine che hanno fatto questo percorso, c'è Sofia Gottardi che è nell'Accademia di Venezia, c'è appena adesso è andata via quest'anno Beatrice Guidi che è andata a Roma, alla Molinari, c'è Erika Crivellari che si è diplomata all'Accademia Arte Mente di Milano, e poi c'è Carlotta Fregnan che anche lei si è diplomata 5 anni all'Accademia di Milano, sempre l'Accademia di Danza Classica, Danza Moderna e Contemporanea e Musical, quindi ho altre ragazze che hanno fatto questo stesso percorso e adesso stiamo preparando tutti gli altri, quindi sicuramente uscirà qualcuno con tanta passione, tanta voglia di diventare qualcuno in questo mondo. Brava Elisabetta, bravi tutti gli insegnanti, brava Campus, un'eccellenza del nostro Polesine, complimenti. Grazie mille, buona serata. Vi salutiamo, buona serata, un bacione da tutte le grandi, da tutto il campus e grazie per averci seguito stasera e in tutte le altre nostre occasioni, siete sempre numerosi. Grazie, buona serata.